Questa sera cominciamo con un binomio, un abbraccio di culatello e carne salata con un budino di parmigiano reggiano invecchiato e della mostarda. Poi continuiamo con dei ravioli di parmigiano invecchiato con un ragù di carni tagliate al coltello. Ricette studiate per non darla vinta ai vini, per sostenere un duello ad armi pari con uno sfidante del calibro di Dal Forno. Vini preziosi e rinomati come la cornice che li ospita per una degustazione guidata tra i profumi della Valpolicella. Abbiamo un ottimo rapporto con Romano Dal Forno, non è la prima volta che viene a noi, ma questa volta abbiamo dedicato una serata completamente alla sua arte, perché è un'arte. Quindi, come voi tutti saprete, Due Torri ancora organizza eventi di qualità, eventi che qualificano non solo l'albergo, che sappiamo è un punto di riferimento per molti, ma anche vogliamo che anche la nostra ristorazione sia un punto di riferimento. Ho visto che ci sono circa un'ottantina di posti a sedere, quindi una serata sold out e anche in questo caso penso molto rapidamente. È stata venuta sold out molto rapidamente, perché il livello è alto nel food, è altissimo nel beverage. Quindi un sodalizio che si rinnova, un sodalizio molto efficace, quello tra il Due Torri e Dal Forno, che appunto si manifesta in questa serata, in questa splendida cornice dell'Hotel Due Torri con questa cena. Certamente, ho avuto più occasioni in questi anni di essere invitato e di partecipare a queste serate mondane piacevoli, poi in un contesto di questo tipo francamente non si può dire di no, perché credo che sia uno dei locali più belli di Verona. Una delle caratteristiche dei punti di forza dei suoi prodotti, dei suoi vini, è che ogni bottiglia, si potrebbe quasi dire, ha una vita a sé, cioè quindi ovviamente è l'unicità del vino che stiamo bevendo. Secondo lei si può continuare a portare avanti questo progetto nonostante le sfide appunto di un mercato che chiede grandi quantità? Allora, io credo che la famiglia Dal Forno, perché ormai c'è in essere il cambio generazionale, ho 3 figli che lavorano con noi, con me, o meglio io aiuto ormai loro, perché bisogna anche invertire il ruolo, e sono della stessa filosofia che ho adottato io per tanti anni, la qualità. Difatti se la Dal Forno è poco presente nelle serate e nelle occasioni, diremo, dove c'è da far vedere l'azienda, è perché è dedita al lavoro, o meglio crede che è meglio una bottiglia buona che tante parole belle, e siccome noi vendiamo bottiglie crediamo fortemente in questo. Così nasce un wine tasting a tu per tu con il vino degustato e raccontato perché possa essere capito. Il prossimo appuntamento all'Hotel Due Torri abbina l'alta cucina al jazz nella serata di venerdì 14 aprile.